Siamo con la Presidente di ANCI Veneto e parliamo oggi appunto dell'incontro con l'ANCI nazionale. Quali le richieste da portare a livello nazionale? Le stiamo vedendo, ma insomma credo che il tema principale su cui ci siamo trovati d'accordo anche con l'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, con il quale abbiamo condiviso questo lavoro di analisi e di raccolta dati, è il tema degli avanzi di amministrazione, quindi delle risorse che sono bloccate nei nostri bilanci e che sarebbero utilissime per investimenti, da intendersi però in primis come manutenzioni delle strade, degli edifici esistenti che sono in condizioni la maggior parte delle volte disastrose. Non parliamo della necessità magari delle piste ciclabili, ecco. Qui parliamo di sicurezza dei cittadini. Quindi sbloccare il patto di stabilità e un commento anche su quanto è accaduto dal punto di vista dei sindaci leghisti che hanno deciso di uscire dall'ANCI, un suo commento. Allora, innanzitutto non so se i sindaci leghisti sono tutti d'accordo nell'uscire dall'ANCI, perché da quel che sento c'è ancora una discussione in atto e quindi su temi assolutamente che richiedono che tutti i comuni facciano rete e massa comune, ribadisco l'invito a ripensarci e ANCI nella sua storia è sempre stato un ente rappresentativo di tutte le istanze, al di là delle appartenenze e di tutte le appartenenze. È evidente che in un momento in cui da 5 anni a questa parte i tagli sui comuni ammontano a circa 13 miliardi, dobbiamo stare tutti insieme per fare fronte comune. Dobbiamo combattere perché la spending review finalmente passi ad altri settori dello Stato. Noi rappresentiamo solo il 7,8% della spesa pubblica, quindi è ora che basta, ci siano tagli sui comuni, è ora di finirla. Ecco.